L'omicidio di Castelfranco, domani mattina l'interrogatorio di garanzia per i 2 giovani arrestati, contestato a entrambi l'omicidio volontario aggravato, l'allarme del procuratore Martani, ulteriore escalation di violenza giovanile, preoccupa il senso di impunità. Per gli inquirenti il video dell'omicidio realizzato da un testimone è un elemento chiave delle indagini, in pochi secondi la terribile scena che ha portato all'omicidio. In tribunale a Padova ha parlato per la prima volta Eric Zorzi, 42enne, accusato di aver ucciso l'ex moglie e di averne simulato il suicidio. L'uomo risponde alle domande dopo aver sentito l'audio della notte dell'omicidio. Il 45enne in carcere con l'accusa di aver stuprato la ragazzina, a Mestre, indagato anche per uno stupro che avrebbe commesso a Cuneo pochi giorni prima, vittima un'altra giovanissima. Bimbi dell'asilo in preghiera alla moschea di Susegana 7 anni fa. 2 macedoni che frequentavano il centro islamico furono espulsi dall'Italia perché sospettati di terrorismo. Lega l'attacco, l'imam si difende, non facevano parte della nostra associazione. Non finisce di far discutere il caso delle suore in fuga dal convento di Vittorio Veneto. Stasera a Ring le ultime novità sulla vicenda che ha scosso anche il Vaticano. A poche ore dal conclave cresce l'attesa per conoscere il nome del nuovo Papa. Guardando ai secoli passati, ben 9 pontefici avevano origini venete. Verso la 96esima adunata degli Alpini di Biella, percorrendo a piedi 330 km la marcia delle Penne Nere da Vicenza. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma subito come ogni martedì guardiamo insieme il sondaggio di questa sera, perché a pochi giorni, come avete sentito dai nostri sommari, dall'adunata nazionale degli Alpini a Biella torna di attualità il tema della naia, alla luce poi delle tante violenze che vedono protagoniste le nuove generazioni. Ecco il quesito: giovani sbandati, reintrodurre la naia obbligatoria? Sì, 0422 1626 691, no 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Ed è stato fissato per domani, veniamo all'omicidio di Castelfranco, è stato fissato per domani mattina alle 9:30 in carcere a Santabona l'interrogatorio di garanzia dei 2 giovani arrestati per la morte di Lorenzo Cristea. La procura ha deciso di contestare ad entrambi l'accusa di omicidio volontario. Omicidio volontario in concorso. La Procura di Treviso ha deciso di contestare tutte le accuse a entrambi i giovani arrestati per la morte a Castelfranco del ventenne di Trebaseleghe Lorenzo Cristea e il ferimento di altri 3 amici che erano con lui alla discoteca Playa Beach Club di via Pagnana. Dopo il 19enne Badr Rouaji, studente di Montebelluna di origini marocchine, anche Taha Benani, 21enne richiedente asilo, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie, rissa aggravata e porto d'armi, nella fattispecie un coltello. Per la procura ne sono stati usati 2 sabato sera, anche se ne è stato rinvenuto solamente 1. 3 i fendenti inferti a Cristea, addirittura 6, di cui 1 potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zerobranco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita, che nelle scorse ore si è risvegliato, come ha scritto la mamma in un post sui social e come ci ha confermato dal citofono di casa il papà. Ho visto che era sveglio e basta, non ho parlato, non ho detto nulla. Siamo stati delicati, non gli abbiamo detto nulla, aggiunge il papà, neppure che l'amico Lorenzo è morto. Per i Bortolami un grande sollievo il miglioramento di Alessandro. Speriamo di sì, dai, speriamo. Mi spiace per il papà, per l'altro ragazzo. Bortolami sarà sentito dal magistrato appena possibile. Nelle scorse ore il pubblico ministero Giulio Caprarola, che indaga sul caso, ha ascoltato in ospedale a Montebelluna l'altro ferito ancora ricoverato, Alessandro Pepe, anche lui in miglioramento, spiega il padre. Un po' in miglioramento, è stabile. Stasera vado a trovarlo. Non mi ha raccontato niente perché non è ancora tanto ok. Cioè, ha raccontato queste cose al PM. Siamo un po' addolorati del ragazzo che c'è, ma no, adesso io stasera vado a trovarlo e vediamo. Proprio Pepe avrebbe fatto riferimento a un altro coltello sul luogo dell'omicidio usato da Benani, testimonianze che insieme al video in possesso degli inquirenti contribuiscono a ricostruire un atto di violenza totalmente sproporzionato, dice il capo della Procura di Treviso Marco Martani, rispetto al presunto torto subito, di cui nelle prossime ore saranno chiamati a dare la loro versione dei fatti i 2 arrestati nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà in carcere a Santabona. Dell'autopsia sul corpo della vittima si occuperà infine il medico legale Alberto Furlanetto. Il conferimento dell'incarico da parte della Procura avverrà probabilmente giovedì.
Elemento chiave dell'indagine, il video di 8 secondi consegnato ai carabinieri da un testimone dell'omicidio di Castelfranco e che testimonia una volta di più l'escalation di violenza giovanile che interessa la Marca, come il resto d'Italia, in una sorta di lotta per la supremazia, la chiama il procuratore Martani. La stradina stretta, il fossato ai lati, i fari della macchina, da dove la rissa viene ripresa con il telefonino, che illuminano l'asfalto. Sullo sfondo lo scontro tra i ragazzi. Sulla destra calci, pugni, sulla sinistra uno dei giovani armati che sferra un fendente a un rivale. Dietro il buio della notte. È il video consegnato ai carabinieri da un testimone oculare del delitto consumato fuori dal parcheggio della discoteca di Castelfranco. 8 secondi che servono a cristallizzare la scena nella quale sabato notte viene ferito mortalmente Lorenzo Cristea e ridotto in fin di vita l'amico Alessandro Bortolami, forse il vero obiettivo della furia dei due italo-marocchini. Per la procura è un elemento chiave il video, una testimonianza senza filtri, fredda e oggettiva, che fa da perno alle indagini e intorno alla quale i racconti dei presenti, influenzati dallo shock, dalla paura, dalla concitazione, servono a comporre per intero il quadro. E a raccontare l'ulteriore escalation di violenza giovanile che colpisce la Marca, così la chiama il procuratore Marco Martani, parlando di giovani che ostentano un preoccupante senso di impunità, dice, e che ammazzano senza motivo un perfetto estraneo in quella che il capo della procura definisce una lotta per la supremazia. E se noi facciamo passare il messaggio a questi giovani che questo è un modello di accreditamento sociale, cioè le persone che hanno ucciso hanno potere, hanno controllo, possono essere leader all'interno di un contesto sociale, rischiamo l'emulazione. Dobbiamo iniziare a mettere molto chiaramente dei paletti, dei limiti. Così in diretta al Ring lo psicologo e psicoterapeuta Casteller, secondo il quale è ora di alzare i toni in tema di criminalità giovanile. Io penso, e lo dico alle istituzioni, che sia arrivato il momento di far vedere la presenza, non dico repressiva, ma di controllo del territorio. Ogni 15 giorni o c'è un'aggressione o c'è un omicidio in questo territorio. Bisogna iniziare ad urlare, ad alzare la voce. Cambiamo argomento. In tribunale a Padova ha parlato per la prima volta Eric Zorzi, il 42enne accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru e di averne simulato il suicidio. L'uomo risponde alle domande dopo aver sentito l'audio della morte della 39enne. Quando Eric Zorzi ascolta in aula l'urlo di Nicoletta e il suo ultimo respiro, si giustifica dicendo che era solo un tentativo di abbracciarla, di tentare un rapporto sessuale. Il grido strozzato e il rantolo per lui non sono gli istanti finali della donna. Il 42enne camionista di Abano, sul banco degli imputati per la prima volta dall'inizio del processo, che lo vede accusato di omicidio volontario dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, risponde alle domande dell'avvocata della parte civile. Il suo volto non tradisce emozioni quando gli fanno ascoltare i momenti più cruenti del lungo audio registrato la notte del 1° agosto del 2023, quando Nicoletta è morta. Anzi, è lui a chiedere di sentirlo, accusando che sia stato tagliato ad hoc per farlo passare da mostro. Durante la 7ª udienza del processo, il giudice ha deciso di ascoltare Eric Zorzi, nonostante la sua difesa si sia opposta. La prima ad interrogarlo è stata una delle avvocate della parte civili. Zorzi, incalzato dalle domande sulla sua situazione con Nicoletta, cerca di dipingersi come una vittima e di far passare la donna come unica colpevole di una separazione che ancora non era stata definita. La descrive come una donna che faceva uso di alcol e che, pur non volendo rimanere in quella casa, non decideva di andarsene nonostante la separazione. Zorzi afferma inoltre di aver assunto un sonnifero la notte del 1° agosto e per quello nell'audio farnetica insulti. Quando l'avvocato gli chiede il significato della frase "liberaci ti prego", pronunciato dopo l'ultimo respiro di Nicoletta, Eric glaciale risponde: "Volevo sapere come voleva organizzare la separazione". In attesa di conoscere la data del processo, il 45enne in carcere con l'accusa di aver stuprato una ragazzina di 11 anni a Mestre ora è indagato anche dalle procure di Cuneo e Torino. È indagato a Torino, a Cuneo, abbiamo fatto un interrogatorio di garanzia lunedì scorso, se non sbaglio, sì, lunedì scorso,
sempre per fatti analoghi a quello che per cui ci sarà processo a Mestre, e poi è indagato anche a Padova. Massimiliano Mulas, il 45enne arrestato lo scorso 10 aprile per aver seguito e stuprato un 11enne di Mestre e ora detenuto nel carcere di Gorizia, è stato iscritto dunque nel registro degli indagati dalle procure di Cuneo e Torino per reati simili, come conferma il suo legale. L'episodio per cui la procura piemontese ha richiesto una seconda misura cautelare a suo carico risale infatti a pochi giorni prima della violenza a Mestre. Il 45enne avrebbe commesso un analogo abuso sempre a danno di una ragazzina di 10 o 11 anni a Savigliano, in provincia di Cuneo. Prima del suo arresto però gli inquirenti non avevano indizi certi per ricondurre a lui anche questa violenza. Nell'interrogatorio di lunedì scorso, in videoconferenza dal carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra pochi giorni il suo avvocato lo incontrerà. Io lo vedrò sabato in carcere, vedrò con lui tutti i procedimenti penali e prenderemo tutte le decisioni in merito ai procedimenti penali. Compresa la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica. Ne discuteremo proprio sabato in carcere con lui, insomma, e quindi prenderemo pure una decisione, insomma. Continua a creare disagi nel veneziano il maltempo delle ultime ore, forti precipitazioni anche a Jesolo che hanno allagato strade e garage. Dopo le grandinate che a Mirano e Spinea hanno ricoperto strade e piazze imbiancandole, forti piogge si sono abbattute violentemente anche a Jesolo, Portogruaro ed Eraclea. Strade e garage allagati, esondati anche i canali scolmatori nella campagna di Portogruaro. Una bomba d'acqua, la definiamo proprio così, si è scaricata in una parte del territorio, la parte più residenziale a nord della città, quindi Jesolo Paese per intenderci, in alcune zone che storicamente sappiamo essere interessate da problemi di allagamenti. Purtroppo queste zone hanno avuto appunto le strade invase dall'acqua e in alcuni casi dove non c'è stata la prontezza a mettere le paratoie, anche alcuni garage allagati. Il primo cittadino della località balneare si appella alla regione affinché si trovino soluzioni per far fronte a eventi meteorologici come questo. Ovviamente questo impone di accelerare le strategie di investimento dell'amministrazione comunale. Proprio in questo momento abbiamo un cantiere nella zona residenziale di Jesolo 2 con 4,5 milioni di investimento che porteranno a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Sicuramente abbiamo due istanze da rivolgere. La prima è legata alla necessità di avere risorse sui territori appunto per i comuni per incentivare questo tipo di interventi di resilienza sul territorio. Dall'altro lato chiederemo alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza proprio per andare incontro ai privati che hanno subito dei danni nelle prime ore della mattinata di oggi. Un appello volto a migliorare le capacità e la prontezza del territorio nel reagire al tempo instabile per il bene della popolazione. Intanto anche il sindaco di Portogruaro è intervenuto sottolineando ed invitando i cittadini alla massima prudenza. Una donna di 76 anni, residente in Veneto, affetta da una grave patologia neurodegenerativa, si è vista negare dalla commissione medica multidisciplinare della sua azienda sanitaria l'accesso al suicidio medicalmente assistito richiesto 5 mesi fa. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni che segue il caso e secondo la quale Donatella, nome di fantasia, rientrerebbe invece nei requisiti previsti dalla sentenza 135 del 2024 della Corte Costituzionale. Secondo la commissione medica che ha svolto le verifiche, la signora è capace di autodeterminarsi, è affetta da patologia irreversibile che determina sofferenza intollerabile, ma non è tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale. La controdeduzione dell'associazione Coscioni è stata che invece Donatella dipende totalmente dai propri caregiver per lo svolgimento di ogni sua funzione e sarebbe abbandonata a se stessa e destinata alla morte senza la loro assistenza. La donna ha inviato una opposizione con diffida alla decisione della commissione. Il direttore sanitario dell'ASL ha chiesto per questo una rivalutazione urgente delle condizioni di Donatella al presidente del comitato etico, dal quale si attende ora la risposta. E adesso la vicenda dei bimbi dell'asilo in visita al centro islamico di Susegana. Nel 2018 quella stessa moschea era frequentata da 2 cugini macedoni espulsi perché ritenuti potenziali terroristi di matrice jihadista.
Era il 26 gennaio 2018, l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti firmò l'espulsione dall'Italia di 2 cugini macedoni di 44 e 46 anni residenti a Conegliano e Susegana perché sospettati di aderire ad un'associazione finalizzata ad attività di terrorismo internazionale di matrice jihadista. Entrambi all'epoca dei fatti frequentavano il centro islamico di Susegana, lo stesso che qualche giorno fa ha ospitato un gruppo di bimbi di un asilo parrocchiale paritario di Ponte della Priule in gita scolastica. Un particolare che, se possibile, infuoca ulteriormente il dibattito sulla vicenda. Io voglio pensare che nel centro oggi non ci sia nulla a che vedere con quello che è successo nel 2018, ma siamo sicuri che portare dei bambini in un centro islamico che ha questo passato fosse la scelta giusta? Siamo sicuri che oltre alla scelta di portarli a pregare in una moschea dovessero anche passare per queste cose? Secondo me no. È una cosa nata male e finita ancora peggio. Raggiunto telefonicamente, l'imam Avnia Nurceschi evidenzia come si tratti di una vicenda risalente a ben 8 anni fa e come i 2 espulsi non facessero in alcun modo parte della loro associazione né tantomeno della dirigenza. E con un comunicato il centro islamico Emanet, nel ripercorrere quella mattinata, spiega come nel momento in cui l'imam ha mostrato ai bambini i gesti della preghiera rituale, alcuni piccoli di fede islamica, riconoscendoli, li abbiano spontaneamente imitati e a loro volta anche gli altri compagni si siano uniti per gioco in un momento vissuto con leggerezza senza connotazioni religiose o spirituali. Se quanto accaduto, continua la nota, ha urtato la sensibilità di alcune persone, ce ne scusiamo, siamo spiacenti che l'episodio sia stato percepito come forma di proselitismo. Intanto il confronto tra chi appoggia l'iniziativa e chi la contesta passa anche attraverso 2 striscioni apparsi nelle ultime ore. Da una parte quello esposto all'esterno dell'asilo dai genitori che recita "Siamo con voi maestre" e dall'altra quello della Lega Giovani Treviso con la scritta "L'islamizzazione non è istruzione". Inevitabilmente lo scontro continua a giocarsi anche sul piano politico. Ciò che è accaduto nel Trevigiano oltrepassa ogni limite. Le parole del presidente del Veneto Luca Zaia. E anche nel corso di Ring la polemica ha acceso la discussione tra gli ospiti in studio. Io posso capire che si voglia andare in quel centro islamico, che la scuola abbia anche magari legittimamente trovato questa forma per insegnare ai ragazzi che esistono altre religioni. Posso anche capirlo, anche se, come dice Alberto, io mi aspetto, portando i miei figli in una scuola parrocchiale, che abbiano altre attività, diciamo, diverse, e anche che molto probabilmente a quell'età credo sia un po' inopportuno, a mio avviso. Se le famiglie di questa comunità, di questa scuola, erano d'accordo in questo percorso, io eviterei di andare a fare polemica politica su questa vicenda qui. È una vicenda che, voglio dire, è stata decisa in una scuola, ripeto, cattolica peraltro. Io credo che dovremmo proteggere un po' i bambini da tutta la polemica politica che viene dopo. E proprio durante il dibattito è intervenuta telefonicamente Stefania, mamma di uno dei bimbi in gita nel centro islamico, che ha voluto stigmatizzare la polemica in corso. Diciamo così, amareggiati per questa polemica che è evidentemente montata per altri scopi. Penso davvero che non ci sia nulla di peggiore di chi intenzionalmente confonde e, come posso dire, mistifica la realtà, forse per altri interessi, per strumentalizzazioni politiche, seminando di fatto quello che credo possa essere definito un odio gratuito. La visita alla moschea, che evidentemente è stata scambiata forse intenzionalmente, scientemente, per pellegrinaggio, in realtà è stato un momento condiviso. Sento parlare di integrazione, il senso è quello, per carità, però davvero è lo specchio della nostra realtà, è quello che noi viviamo ogni giorno. A poche ore dal conclave cresce l'attesa per conoscere il nome del Papa. Guardando ai secoli passati, ben 9 pontefici avevano origini venete. Negli ultimi 6 secoli la Chiesa Cattolica ha avuto come guida diversi papi provenienti dalla terra veneta, 2 bellunesi, 2 trevigiani e 5 veneziani, a cui si può aggiungere anche il bergamasco Angelo Roncalli, che era patriarca a San Marco al momento della sua elezione al soglio pontificio. Benedetto XI, Niccolò Bocassini, scelto nel 1303, arrivava dai domenicani di Treviso. Nel XV secolo 3 papi sono arrivati da Venezia: Angelo Correr, Gregorio XII, Gabriele Condulmer, Eugenio IV e Pietro Barbo, Paolo II.
Passano più di 200 anni per avere un altro patriarca eletto in Vaticano. Pietro Vito Ottoboni scelse il nome di Alessandro VIII. Alla metà del XVIII secolo toccò a Carlo Rezzonico, Clemente XIII, ad oggi ultimo veneziano di nascita. Il primo papa bellunese fu Bartolomeo Cappellari, Gregorio XVI, dal 1831 al 1846. Il secondo è stato Albino Luciani, Giovanni Paolo I, per soli 33 giorni nel 1978. Arrivava da Riese Giuseppe Sarto, Pio X, pontefice dal 1903 al 1914. In conclave, in queste ore, entrano i veronesi Claudio Gugerotti, 70 anni, e Mario Zenari, 79, e i vicentini Fabio Baggio di Bassano, 60 anni, e Pietro Parolin, 70enne, fino allo scorso 21 aprile, segretario di Stato. E da Vicenza alpini in marcia arriveranno alla dunata di Biella percorrendo 330 km a piedi in diverse tappe. 19ª edizione della Marcia degli Alpini, idea nata allora da un alpino in armi, Matteo Miotto, militare tienese caduto in combattimento in Afghanistan. Tradizione che si rinnova ogni anno. Il gruppo di alpini marciatori vicentini, fedele alla tradizione di partire a piedi da Vicenza per raggiungere a tappe il luogo della dunata, non si è tirato indietro nemmeno quest'anno. Direzione Biella, arrivo previsto l'8 maggio. Terza tappa della Marcia Alpina da Lonato del Garda a Ospitaletto, provincia di Brescia. Mancano 3 km dall'arrivo, ci sta aspettando il presidente di sezione e avremo la cerimonia alle 5:30 ricordando i caduti. Siamo il gruppo avanzato, ce n'è una retroguardia che a 2-3 km è un passo un po' più lento. Siamo contenti, il tempo tiene e quindi rispettiamo i tempi, quindi saremo a Biella l'8 maggio come da programma. Partiti in 14 da Schio, il 1 maggio, qui erano alla terza tappa e come in tutte le tappe vengono accolti dal gruppo locale e dedicano una cerimonia ai caduti. Per loro l'arrivo si fa sempre più vicino, raggiungeranno Biella dopo aver percorso un totale di 330 km. Alla base della motivazione che li spinge ogni anno, la risposta è univoca e profonda: manifestare il sentimento di riconoscenza nei confronti del passato e della storia. E naturalmente Antenna 3 come sempre seguirà la grande festa della 96esima adunata nazionale degli alpini di Biella a partire già da venerdì 1° giorno. Sabato si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata. Alle 21 una prima serata dedicata agli alpini. Poi domenica la giornata clou diretta dalle 7:30 del mattino, per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle 80.000 penne nere fino al passaggio della Stecca. Ed è davvero tutto, ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.